Ieri vade la giornata, rasarimo un'eridate, con bravura io t'aldis, la mia tu parenti amis, tutti insieme in te chiasutte, ascoltarimo une storiute, conti giù se mostri di, ogni dì si fa così, tutto primiero gran furlan, non sta piedi di papà, non sta là lontan, sta ferti alla mamma, tutto primiero gran furlan, non sta piedi di papà, non sta là lontan, sta ferti alla mamma, e non sta là lontan, sta ferti alla mamma. I quiz per televisione mi plasin un'evore. Si impara sempre al di nuovo e partecipa sempre in che sa di tutto. C'è bulos. C'è? Ehi, è vero, figli! O potresti organizzare anche noi un quiz? Ti pensi studi che volte dal Maman Show? Sì! O potresti invitare gli nostri amici Veronica e Desiree? Ci pensi tu? Sì! Mandi Veronica! Daria! C'è Gosbio, dice! Vieni, esica con te! Vele che ieri vade! Mandi, Daria! Mandi, Desiree, ti presenti la mia Veronica? Oh, plaisir! E sono anche i frutti di chiase. Mandi frutti! Bene, fantastico. Siete pronti per giocare con me, con Vigli e con i nostri amici di chiesa a Maman Show? Sicuro! Pronte per divertirmi! Sì. Allora, tacchini! Benvenuti e benvenuti a Maman Show. Vigli, Diavina sorte il tema. Sielci una tra le tre artisti che tu hai denandi te. Gli Flappis! C'è bien! Io so proprio bulle sull'argomento, eh? Ah, tu vi daras, Veronica, e poi tu mi disaras. Ben, come amici, chi ha pensato di questi schiarti su ne parò e poi dopo provi a indovinare. C'è che l'è scritto. Va bene. Scominci io. C'è spisichi. Allora, è una fantate che ha due surlastris e una marastre triste. È sempre a metà di polvar e un dì va fuori a ballare con un principe e pierde la scarputta di cristallo. Sì, le sai! Cinisute! C'è bulle! Bravo! No. Come mi tocchi a me. Allora, amici, ho chiacchierato di una principessa e vi finto un tor al tonone. E un principe si innamora di lei e... Ah sì, e hai che avere lungs. Rasponsule? Esatto! Uff, magari così no, sapevi da me il nome originale, Rapunzel. Come mi tocchi a me, eh? Oi, proprio te voi di viodi, c'è che ho diseis come. Se sono pronti? C'è mozziclamino e siete nanui di Blanche Neve.
No dai, non stina buttarsi giù d'aria. Sicuro un si chiama Mammon. Brave. Tontonon. Sì. Cocciute. Giusto. Starnudin. Sossedin. Safaron. Anche Maun. Anche Maun. Anche Maun. Ma no. L'ultimo, allora Braurin. Tut cas, c'è forte scossen, no? Ma... E cumò urtoche ai frus di chiase. Se so prons? Fasin un gioco. Per ogni immagine che ovvio des, oves di indovinare il titolo de flabe. Se so pronti? Pinocchio, prima di diventare un frutto vero, era un burattino fatto di A. Fier, B. Len, C. Veri. Oves 5 secondi. Pronti? Via! La risposta giusta è proprio il B. Pinocchio era un burattino di len. È una des frutinis più innominadis des flabis. C'è molti clamie. A. Gretel. B. La picciole sirene. C. Scufute rosse. Pronti? Via! Bravs fruz, scufute rosse, dunque giusto il C. Qual è il titolo di queste flabe? A. I musicanti di Breme. B. I tre purcituts. C. I tre ors. Oves 5 secondi. Via! La risposta giusta è il B. I tre purcituts. Io questa non le vares proprio savoda. Ande così tanti di flabis che può dare ingioiando il dì e la gnocca. Beh, io non hai di là di nessuna banda, eh? No? Ah, allora, sielci un'altra chiarte, Veronica. C'è Muzzi Clamie, la principessa che duar par 100 anni. Dammi chi la tomanute, che ti conti una storiute di un mondo plen di magie, di amis e fantasie. Blanche come la neve. E ieri una volta una strie che viveva con Sofia e Lis tune torate in tal miez dal bosco. La fantate e ieri di une bielece mai viodude e perché la strie le teniva impresonate de tor. Cence poartis ni stialins parientrai e sì. Quanche la strie veve di là tor, e sbrissava iupe strecis l'ugnis di Sofia, e quanche tornava d'oglie, e veve di entrà, e diseve, blanche come la neve, rosse come il sangue, bute iuli strecis ben plank. E la giovine e buttava iuli strecis, così la mari e poteva rimpinarsi su. Ogni dì si tornava a ripeti la stesse solfe, finché une buinore al passe par di lì un principe, calviò la sene,
e anche che fantate tan biele che mai. Tal doman, dopo la devie la vecchie, che el si plate so de tor, e al dis, blanche come la neve, rosse come il sang, bute iuli strecis ben plank. La fantate e molle iuli strecis, e lui si rimpine su di corse. Tal viodilu la giovine si spauris, ma lui le chiappe tal braccio e ai lis si d'amore a colp di quel biel giovin. Di che di lì il principe al spietave che la Marie partis per po' dopo lassù e sta in compagnia di Elise. A forza di dai però i due si stufin di quel dran dran e a decidin di stiampà per la stata al chistiel dal principe. Che sere quando la stria arriva a chiase per tant che clami nessun al molave iù la strecce. E fas doi plus doi e capissa colp c'è che podeva iesi succedut e si metta a coriur da ur. E saveve che non saresse mai arrivati a chiapaiu. E allora e butte partiera un pietin e devanda i giovins al comparissu un gran bosc di barazza e di spinis. Il principe al tire fur la spade e con un par di zicche qualche sac i doi arrivino agli sidi che il gredei. Poi la strie e butte partiere une bottiglie di aghe e dal momento denanda i due innamorati al comparissu un lat grandonon. Anche che scolpi i due arrivino a traversalu con tune ciatte fatte cui ramaz le azze insieme. La stria in allora e tira una maledizione a Sofie. Destina al vueli che il principe ti dismentei, come se non ti ves mai conosciude. Ditte fat, il principe al tacche a cori. La santa Elise besole tal bosc. E rive la gnot, e par fortune la giovine chiate ripare in tune chiasute di len, dulà che stave une vecchiute che si intindeve di magie. A Elise i conte tutte la sua storie, e che ei dis, non sta avviliti, doman tu partisaràs per strade che ti insegnerai io, e tu portaràs con te questi tre coccolis, che tu romparàs dome in cas di bisugne. Tal doman, la fantate e ringrazie la vecchiute e partis bande il chistiel dal principe. Dopo rivade però e ven a sapere che il suo amor aveva di maridà un'altra giovine. A Elisa allora e domande di poter fa la massarie, e in tal dopo di misdì e romp la prime coccole. Al salte furon vestì di sede lusint, dud ricamati rosutis. La spose dal principe e ven a sapere di che sfat, e pre a Elise di dai alla ie. La fantate allora dis, va ben, usa regali, ma usgnotto ves di permettimi di là dormì col principe. La principessa e accette, ma di sera, poco prima de cene, e mettune durmiole in te minestre dal principe, e che, dopo vele mangiade, si indurmidisse a colp. A Elise e passe la notte interi a contare i duci che avevi passati insieme, ma li era tutti bant. E al succed compagni, la sera dopo, anche con le seconde coccole. A Elise e rischia il dut pardut, e romp anche la tierce. Il vestit cal salte fur, a lei tambiel cagliave i voi. La nuvice e vulve anche quel, e lasse che egli se torni a dormire col principe un'ultima gnot. Il principe però, cagliere diventar malfident, che sere al bute la minestre fur pal balcon. Quando che la giovine e entri te chiamare, lui domande, e tu qui ses tu? Allora lì si conte tutte la loro storie e ripete la naine. Blanche come la neve, rosse come il sang, bute iuli strecis ben plank. E conte che ti conte. Il principe al torne avvisassi di tutto. Oh, perdonimi, o sono stato un musa lassati, ma non arrivi a capince maniere che al poesie si succedut. Tu e dome tu sei la mia spose. Che altre, la principesse, une volte discoviert cemut che a ieri in ladis lis robis, non potei fa altri che la valis. E così, a Elise e il principe, dopo un paste e un paston, a son stats par simpri, beats e contents.
fantastisch, c'è divertimento, uè. Ho vinto già tutto il dì, c'è bello. Sì, ho vinto che tassi più indenant e giuia anche altri. Oh, io sono piena di giochi di tavole a casa, tanto che il gioco di occhie. Oh, che mi plasone! Fantastisch, mi sono in accorta che non mi pensi di che mood che scomincia una flabe pal solito. Orpo, non mi ven proprio tal chiaf. Desiree, e ieri une volte C'è molto finisce. bravigli! Par solit le storie sa finissin con e a vivere in par sempre beas e contents. No. Maman! Oh, Marissante, ma c'è Isal? Un chian? No, non può essersi. Te ne strevieno, son mai stas chians. Dome ghiaz. Anzi no, dome un. Il ghiat dal mio cur. No, movigli. Ma che sta? Le parda bon. Un chian. Ma c'è novità se queste. Lo sapevi. Però forse alla ragione schiampa via, che non sono mai stati schians. Ma c'è che mi piacerebbe anche un chianut. E magari anche una mia che ha un chianut, che così avvengono a chiattami e o facciamo rinde insieme. Oh, c'è biel calzares. Bello. Figli, quando si fa vele di mangiare, ti va ben dotati. Ma chissà di cui calè che stiamo? Tobie, c'è nasial. Uff, non sai c'è molti aiutati. Perché vuoi che stu così? Vuoi tu li scrocchetutis? Come te do? E anche laghe. Vadi al ben così? Oh, di bon. E è la prima volta che ho un chianut e ho so tante emozionate. Tobie ha il chian di mia Agne Elise che ha scugnuto la via per lavoro e non ha potuto portarsi via il suo chianut. Allora mi ha domandato a me di stare con lui per 2 dis. Ninnin, si è indormidito il piccinin. Come clami d'aria e le visi che hai un chianut. 0, 4, 3, 2, 30 volt, 50, 23. Mandi Daria! Ah, mandi Desiree! Mandi, o volevi avvisarti che hai un chianut che di me? Ah, vemo di dula calvigni vedut che l'uacca! Quando tu vuoi spassare che di me, tal presenti, mi fa c'è tanto piacere. Anche Viglia le invitate? Oh, po' sicuro! O vignerai domani mattina? Beh, non, allora ti spieti, maman. Maman! Oh. Amis, penso in tutto! C'è emozionate così! Desiree e ha un chianut! A sto sentito, vedi! O quindi prepararsi perché maravillosi incontri. Frus, volevo scuviergi al su questo animale, il chian che tandino a una chiase. Anin. Il chian si lucchiate in tutto il mondo e ha formis, dimensioni e colori differenti.
non è un compagno di che l'altri, no. O vin chians col pel lung o col pel curt. Chians col pel fof o col pel ruspi. Chians col pel slis o col pel ricciot. A son chians che pueden pesare 1 chilo. C'è piccinins. Per esempio come un chihuahua. Oppure sono chians che possono pesare 90 kg, come per esempio un alan. Quali sono le abilità del chian? Beh, il chian ha le bon di fare tantis robis. È un evore svelt e gli chatis hanno una forma che gli permette di corri e di saltare senza fatture. Una particolarità è che gli loro chatis denant hanno 5 des e gli loro chatis da hanno 4. Avete mai fatto caso che quando il chian almeno la coda al prova un'emozione particolare? Per esempio, se ha la coda dritta per orizzontale, vuol dire che il chian è un evore attento e al sin che è in pericolo, dunque al podere schiampa via oppure salta intorno di qualchidun. Ma se la coda è dritta e si muove tanto che un'eliche, vuol dire che la sogionda è un evore grande. Se la coda invece si muove di man drette a man ciampe, allora vuol dire che è anche più contenta che questa posizione a me mi piace di morire. I chians hanno un potere straordinario. Sono buoni di fare sta miglior le persone. Sì, per esempio, cui che non sta massa bene, cui che ha abilità o cui che ha una malattia. Avete mai sentito parlare di pet therapy? Chians e altri besties accompagnano i malati in le loro curis e questo ha un effetto un evore buono. Il chian aiuta anche le persone sguarbis a muoversi, al diventa così il loro voi. E commuovigli. Ho sin pronto parlare, conosci Tobie, sei tu pronto? E come frus, provin a esercitarsi a riconoscere le razze dai chians, così o conoscere anche che di Tobie. Sei pronto? Fasin un gioco. Qual è un chian labrador tra cheschi? Il chian labrador aliera il tierge. Qual è al trachesch un chian di tax secondo voi altri? Trachesch, il chian di tax aliera il quart. Facile cheste. Qual è il pastor tedesco? Il pastor tedesco aliera il secondo. E per ultimo, disegni voi altri di cerazze calè il prim chian. Ale un chian dalmate. O sin stats, duc bravo nons. Dammi chi la tua manute, che ti conti una storiute di un mondo pieno di magie, di amici e fantasie. Il Librighiat di Silvia Borando, edizions Mini Bombo. Rum, rum, rum. Cui duarmi all'incolacciat? Dipo, puce fadis, vonderon ce ha. Par svealu, vose il sonon e poi volte la pagina. Gniau!
Cumò si è dismot e alle seneos di figoz. Cui puedi al resisti a quel biel musicut. Fai une chiarecce sulla schene e poi gira la pagina. Prrr, prrr, prrr. Since carruse. Alle proprio un ruffianat. Daimo, russilu un tic sotto dal barbuccio. Alle content come une pasche, ma c'è isal calsaltuce sulla sopanze. Puls! Supo, scliccio col det e poi volte la pagina. Ben fatte, tu ju has chiappaz duc, tu ses un ver chiappe puls. Par finì lavore, fas un bier respir e soffliu vie. E anche i puls io vi insistemaz. Ma come ci succede al? Usti, e gli da ora arriva la ploe. Per non farlo bagnà, parilo con la man, poi gira la pagina. Tu has procurato di paralu, ma si è imbombato di stes. C'è poce. Par suialu, sfreoli ben ben il pel. Tu puoi sdoprare la tua aiute. Joi, c'è sglonfcale. Tu lo has suiato proprio ben e normal. Comò, slissilo un po', poi volte la pagina. Così al va miglior. Oh, chiale qui che l'è saltat fur. O non c'è lut. Fasilo svola vie, prima che il birband lo brinchi. Sumo, bat lis mans. Magari così no, lo ha agaffato. Ma forse, ora viene a salvare la ghirbe. Prove a fracai smursiei. C'è ben, tu sei arrivata a salvare l'uccellut. Come l'amico alle proprie strac. Dal resto, è stata una giornata piena di cantins. Dai la buinegnot, con tune russadute sulle sorelis. Poi, biel plank, gira la pagina. Stinci dins come al tuar. Vedo anche altri su un chian, amis. Oh, e c'è mozziclamia. Anche io di piccinine ho sempre avuto un chian. Ho avuto Sally, che era un lessi. Candy, un chian misclic, e Daisy, un chian di chiace. E una mia ha chiatato un bielissimo chianut in un canis. O ben il look lì che si tiene in chians per un certo tempo, massimo che i cence paron chiatasator. Però c'è gusto varese anche io di 21 altri. Mi fa restare no. Ma sì, figli, sicuro che anche tu mi fai stare no. Dai, su, ma preparati, colina cognossi Tobia e il chian di Desiree. Dai, mo, o sei sicura che la res un evore d'accordi. E altri sfrus? C'è diseso. Mamma. O vedi che di là che a Desiree. Infatti, ploe a selis, verso più dul, frut. Poi bene, o speri di arrivare all'ali di ieri domani. C'è? Figli? C'è bella idea che tu svude. Sì. In caso dopo mi dica o si può saltare fuori al giardino o la chiata una mia o può dare in fa duc i scienzias. Non scoventi un chiamesot blanc e un par di occhiai particolari. Imparin al di gnuf
come o tacchin con un arancio e un vaso di aghe. O potete doprare anche una bacinelle di aghe, ma io ho dopri che è trasparente perché così io potete vedere il risultato. Scominci, metti queste pomme dentro dal vaso. Come vi ho detto, il narancio sta su, ma gli avin come la scuse e vi ho dare c'è che succede. Come mettete il narancio senza scuse dentro dal vaso pieno di aghe. Questo vi ho detto, come il narancio senza scuse non sta più su. Che sta succede perché la scuse è a piccoli pontus plens di aria che è a fase di ghiachet di salvamento. Ma dovete sapere che la sua scuse è anche impermeabile. Per queste due ragioni, il narancio con la scuse non va sotto. Questo è pevar. Questa è un'estiate di plastica con un tapone. Poi dopo non scoventerà una cuvierte o un maglione di lane. Mettete il pevar dentro d'estiate di plastiche e siarai bene il tapone. Poi dopo chiolete la cuvierte o il maglione di lana e sfreolatelo parzore dal tapone per 1 minuto. Via! Chialait, c'è grignei saltarins! Queste si chiama elettricità statiche o ben la chiarie elettriche che si chiate parzore di un oggetto subito dopo essi stat sfreolat, come covin appena fatto da questo esperimento. Non scoventi, una bottiglia piena di aghe finta loro e un suoi di chiarte assorbente. Mettete come il suoi di chiarte a tor dall'orde bottiglie. Così. E come arriva il biel, girate la bottiglia e anche se non è il tapone, l'aghe non viene fuori. Questa succede per via di pressione atmosferiche. La pressione atmosferica è la forza che l'aria a tor di noi, verso il basso. E proprio per questo motivo l'aghe non viene fuori. Figli, ti sei divertito? Oh, anche io. Mi piace fare esperimenti, conosci i procedimenti e via di altro che non sapevi. Ma soprattutto mi piace imparare per auli scientifici che non eri usate ad operare. Frus, se sono pronti per giocare insieme? Beh no. Facendo un gioco. Se so bons di chiatà in 5 secondi l'unica scienziata differente tra questi? Sì? Provin!
Le avevi occhiatate? Vele caccheie, bravs! E come se so boins di contà troppi contenidors che in questa immagine hanno dentro un liquido arancione e giallo? Se so pronti? Via! I contenidors con liquido arancione e giallo sono 3. E che con liquido celeste e blu? Troppo sono? Che con liquido celeste sono 5. Gli ultimi contenidors di contà sono che con liquido verde. Bravs! Di contenidors con liquido verde hanno detto dome un. Io avevi occhiatati tutti? Bravo nons! Dammi chi la tua manute, che ti conti una storiute di un mondo pieno di magie, di amici e fantasie. I due chialciumiz. A ieri une volte, due chialciumiz vena stai 2 minuti che alevin di paese in paese a come da ombrenis e a stagnà citis di ram. Un aliere bon e che l'altri aliere trist. Che il bon al diseve sempre. La provvidenza dal Signore è grande e a che l'altri dave un grum di fastidi. Un è buinore arrivare in sul puin dal tiliment e che il trist al disè. Chiale che c'è razze di puint, alle sigur più grand che non la provvidenza divina. Non sta di fu finis, la provvidenza divina è più grande di tut, a rispondere che l'altri. Po ben, allora fasi une scommesse, al suggerì che il trist. Se che il puint ca alle più grande provvidenza divine, io ti sguarbi e poi ti porti via anche tutte la tua robe. Ma sì, scommet purce che tu vuelis, al taglia curt che il bon. Quanche fuori in tal miege dal puint, si chiatare in denanto un tal che avviò di lu al someave proprio un diaulin. E i domandarin, Paron, is al più grande il puint o la provvidenza divine? Beh, alle più grande il puint c'è discors, a rispondè chel. E dunque il chialciumit trist a svorbacche il bon e i portavie duce calveve, la san lubesol e voarp. Che spuaron, come alveve di là in denanta pal pons, e passati il puint, arrivate campagne. O chiatarai qualche anime buine, la provvidenza divina è grande, al diseve, cence pierdi mai la fede. L'ant in denant, altru sa sunt un arbul grandonon. E culto chialo si n'accorge che i ramaz a ieri in bas e dunque si rimpina su con che di passargli l'agnot. Ma intanto che al dormive, al sentì tutto un vosarili. So dall'arbul a ieri in rivadis gli strilis, per loro con vigne de ioive. Il calciumit si platà ben da urdes fueis, intanto che la strie più vecchie diseve. Ben, usal squen contà, le hai fatte par da bon gruesse. Disinus, c'ha sto combinat che scol, i risponderin che s'altris. O hai striat la fie dal cont, dise che. E ur spiegà che per rompi l'incantesi si veve di chiatà la cuvierte che ieri platade so dall'ultim stialin de cantine dal cont. Copà il madrac cagliere dentri e con la sopiel fa un par di scarpi spefantate. Poi bisognava che la cuvierte fosse mettude su peschene di un chiaval blanc e che chest al varesvu di cori tant fin tremaia in bombale. Dall'ultim la fie dal cont
e varie svudi si fa tessute cuvierte. Tu has fatte proprio biele, a diserin gli stris, in che les gotis di sangue a colarin sul loro vestiti. Ben po', c'è gotial, e dise una di loro. La plui vecchie e rispondè che era l'agnot di San Juan e che ogni 100 anni salgotava iu sang dal ciel. Anche i vuarps a saresse intornati a viodi se si fossi lavazzi voi con la rosade prin che al fosi evati il sorelli. Il chialciumit al scoltave cidin cidin e gli stris, dopo finì della convigne, con la promessa di no pandi il truc, si sfantare in vie pal ciel. Il puarom al dismontaiu dall'arbul e a lei burride a lavassi la muse come che ve vedite la strie. E i voi a tornare in tal lor puest. Oh, sapevi io che la provvidenza divina è grande, al disè. Content come une pasche, si invia verso il chistiel dal cont, per salvare che bia de frutte dal matech de stris. Rivat al puest, al spiegà par file, par pont, in ce maniere che si veve di fa par rompi striec. E così la fie dal cont e fo salvade. I doi si maridarin e il chialciumit al diventà tan sior che mai. Unedì a ierin a tor in carroce e per strade a chiatarin il chialciumit trist che quando che iu viude arrestà di clap e al domandà: ma c'è un tasto fa? Tu ieri svuarp e c'è nuie? Che l'altri allora i contà tutte la storie, vinti in ment anche la convigne de stris. Orpo, voi ben anch'io, a rispondè che il trist. A spessea arrivali dall'arbol e si rimpina su. Non passà masse tempo che arrivarono anche gli stris. La loro regina era più nere dal diavolo. E berlà. Coi al pandut la formula dall'incantesimo. Gli stris giurarono che nessuno di loro aveva colpe. E allora alla di essi stat qualchedun su l'arbol, disse une, e sa la coda l'enchimo lì. Il chialciumit al provà a platarsi, ma gli stris lo olmarin dal momento. Si trasformarono in tutti sigliati snells e a montare in su di corsa l'arbol, lo chiapparin e lo sgriffarin di chiaffa piz. Che la loro a stiampavie più svel di una saette. E nessuno ha saputo più noie di lui. Buon'ore alla mattina, veio il ghial e la ghialine, mandi. Salutaitele ben con me, la simiute color caffè, mandi. Oh, ma al saluto non smanchi una. Sigur, la vacchie brune, mandi. Paveis, moschis, furmis, caiuts, c'è biela mis. A lei il reanda i frutti. Bartolito nu salude con la vacchie brune per varon. La fame va atrás, la che l'elefante al bale, color tene un biela.
chocolate, crescule e limon. Occhiette lagune, a chianteggiala la solune, la sorrise balle salte, intant que ragna el col io parla. Bell'ursutti in discoteca e il suo amici che lo spiete, Li simiutis arrivendutis, pare un boogie di bala. Vedi, sai che tu pari sbon con gli occhiali di scienziato? Sì, lo sai che a ti piace fare esperimenti. Lo vedo perché occhiati a torce, tanti occhiali sparchiase o robis che ti coventi in parfaio. Sì. Per me invece tu sei sdome un tic disordinato. Sa che al podare succede sovès di sfreola la schiate di plastiche sul topè. Ma no, movigliu, non sta preoccupati, viene dome un scherzo. Maman fruits. Le ca troppi spattati scassò. E come c'è fasio di loro? Un fersorie di patate fritte. C'è buoni scassò. Mandi frus. Usplasino anche a altri le patate fritte. Ma qui sa di là che arrivi. Mi plasare stanza velo. Ma tu la so io? Ma c'è al succeduto? Forse una magia. Bonjour à tout le monde. Mandi a tutti e a tutti. Paris è una città meravigliosa e si può visitare tanti robe interessanti. La Tour Eiffel, la cattedrale di Notre Dame, i Champs-Élysées, le belle botteghe, i cines. E non volevo fermarsi in un fort e comprare un croissant chialto di mangiare intanto che si chiamina Donghi e de Sene, il flum di Parigi. E poi Parigi è la patria des pommes frites, des French fries,
Insumis, des patatis fritis. Ma Desiree! C'è ma tu ciele! Allora, concentrazione. Ti dove arrivino gli patatis fritis? Forse di Parigi, di no, non saresca. Pardica. Vabbè, Anni. Benon fruits. Qui che l'ha inventata la maniera di quei li patatis talvueli, perché a sedin fritis, a son stas i francesi. O ben il mie di Antoine Augustin Parmentier, che intanto che era in prison, di lungo une buere vie palvocent, all'attaccata col patatis e a mangialis. Pensai che in che volte la inte pensava che gli patatis non fossero buoni di mangiare, ma quando anche lui alla scuvier giù che gli patatis erano buoni, ha scominciato, una volta venuto fuori da prison, a contarlo a torpa ai paesi. E anche a Parigi, lì che hanno inventato gli patatis fritis. Qualchidun al pensa che arrivi de Belgiche, lì che la int una volta era usata a mangiare un'evore di pes frit. Ma di lungo dall'invier il flum mosa si inglaciava e non si poteva peschiare. Dunque, ve che han taccat a fridi gli patatis. Una roba è sicura. A me gli patatis mi piacciono un'evore col ketchup o con la maionese e mi piacciono anche la ricette furlane più conosciute, gli patatis in tecchie. C'è tanti buoni robi che si possono fare di mangiare con gli patatis, no, mo fruits. Fasin un gioco. Viodin se o ses esperts di patatis. Chi ha lait queste fotografie e si elget che han lis patatis come ingredient. Se so pronts, o ves 20 seconds di temp. Vie! Benon, viodin se o ves riconosciut i gnocchi di patatis. Bravs! Po li patatis rostidis tal for. Velis ca. Il purè o ben patatis lessadis e passadis. Velu! E po li patatutis confezionadis. Che son chestis? E la pizza con li patatis fritis. Tes fotografiis aierin anche la fertae, la pastessute col pomodoro, un panin e une torte fatte col cocco. Vevis indovinat anche questis? Bravs! Frus, io avevo indovinato quasi tutto, ma avevo calcolato anche la fertae. Sì, perché io ho so usate a fare con cevole, us e patatis. Come si che mi è venuto in mente? C'è che puoi fare un signor di cene? Sì. Me cugine e iebette, nessun iebette, e ul cognossi tut, e cirgnovis da pardut. Per ascoltare io sono pronte, coi sauece che non sconte. Mandi fruits. C'è? C'è so io da ora fa? Bene. Usniot non hai dormito vonde e allora mi sui ievade
che avevi dos voglaris di siunche, anche use sconti. E allora ho deciso di mettere dos fetis di patatis in tai voi. Sì, perché aiutano la pelle a rilassarsi. Oh, c'è tanti robis che si possono fare con le patatis, no? Mandi a tutti i suoi bette, mi su me pette. Usavo mai contati che i due miei amici che inventano sempre una? No. Allora, una volta abbiamo pensato di fare il scartos de patatis fritis con le scusi di patatis. Ah, sì, guarda buon. Così non si stressa proprio nulla. E così si può subito buttare in talumi dopo aver finito di mangiare le patatis. Questa gli dome un'idea che le anche la madre salve la scusa. Interessante, vero? A me mi piace un grume a altri. Ben, ma con le patatis ho vendite che si può fare di tutto. Per esempio, se io ho lavi benon, la scusa di tiere, perché a me non mi piace mangiare, e poi dopo le tai, e metto un fil di ueli, un fregol di sale, e poi dopo li smetto al forno, e voilà, a salto in fur, patatutis, di patatis. Ah sì, avete capito bene? Patatis fritis con le scusi di patatis. Con le scusi di verduris, ma non di tutti, si può fare tanti robi. Per esempio, a me mi piace di morire il brut. Oh, c'è buono. E si può indoprare, per esempio, il brut, le scusi di carotis, di cevole, gambis di selino. Poi dopo al salte fuori un brut straordinario che si lo può scongelare e poi dopo si lo torna a doprare per fare sopis o risotti. Oh, c'è profumato. Senti anche io. C'è molto, non si... Va bene, non importa. Come sono stracche, voi ho spelato masse patatis e così ho deciso di là dormire, voi tagliate e prima mi farai una belle maschere con scusis di kudumar e yogurt. E così io diventerai anche più biele di cieco soi, perché io ho sui bette e mi su me bette. Mamma. Fue o l'invie, lì di Martina in fattorie. Met une barette e chiol une borsette. Come frus e tacche, tante musiche con sacche buracche. Mandi a tutti dei bandi di Martina e benvenuti a Sacche Buracche. Voi posso a pesciare, ma è così difficile, non capi mai nulla. Pesciare è una mia grande passione, ma la passione più grande sono gli spilainis. E voi sconti una che attacca così. Giringae. Ma vi dico come la nostra mia Nicole, c'è mucca chiante queste filaine. Dai, clamille. Nicole!
so che di giringiringae, come os fa sentire. Giringiringae, fatte l'affertae, fatte il fertaus, giringiringus. Giringiringae, fatte l'affertae, fatte l'affertaucce, il culo di Giovanutta al pucce. Giringiringae, fatte l'affertae, fatti il fertaus, giringiringus. Giringiringae, fatte l'affertae, fatte l'affertaucce, il culo di Giovanutta al pucce. Mamma un frus. Bravissime Nicole, come sempre. Ma vi dico mo il nostro amico DJ Tubet la calelat a fare il suo rap. Dai, Clamillo. DJ Tubet! DJ Tubet! Acce famute, a fare adesso un'offerta ute. Giringiringae, fate l'affertae, fatti fertaos, giringiringus, giringiringae, fate l'affertae, fatti il fertaos, giringiringus, giringiringae, fate l'affertae, giringiringae, fate l'affertauce, 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 il culut di Giovanut al pucce, il culut di Giovanut al pucce, fate l'affertauce, il culut di Giovanut al pucce. Giringiringae, fate l'affertae, fatti fertaos, giringiringus, giringiringae, fate l'affertae, fatti il fertaos, giringiringus, giringiringae, fate l'affertae, fatti fertaos, giringiringus, giringiringae, fate l'affertae, fatti il fertaos, giringiringus. Vedut DJ Tubet al miesce da laghe e i pesca lo ascoltavin. Frus, anche per voi sa che buracca è finita. Si vediamo alle prossime. Una bustadone di Martina. Mandi! Mi cacco, sono tornate. C'era se di girco, hai fatto Vicky. Pensa che tante robe che vengono sugli nostri tavoli per gustare, per cene, là une so storie e une so divinice, qualche volta anche tan lontane dal tempo. Beh, come hai di continuare a spelare patatis, di taglialis, ma c'è molto. Forse a rudielis o a bastonut. O può dare anche la saur, la scusa e falis freddi. Così sono le patatis dippers. Oppure può dare giuntaur un po' di pevarelle. C'è vedi con questi spatati. Mamma, frus. Ieri vade la giornata, pasaremo le ridate, con bravura io t'aldis, la mia tu parenti amis, tutti insieme in te chiasutte, ascoltaremo una storiutte.
di trucs e molts di di. Ogni dì si fa così, tutto il miel do gran furlan.